Lorenzo, una vittoria per ripartire, soprattutto dopo la brutta sconfitta domenica scorsa. Ancora più soddisfazione perché si è visto una bella Pianese contro una squadra che era ancora imbattuta in campionato, secondo in classifica, a un solo punto dal Siena. La soddisfazione quindi è doppia per te, penso. Sì, sicuramente oggi abbiamo fatto una buona partita contro un avversario importante, come hai detto te, che era quest'anno non aveva mai perso, era stata anche tante domeniche più in classifica. Però ho rivisto la Pianese che piace a me, soprattutto il primo tempo, dove penso che abbiamo giocato, fatto diverse azioni, insomma, magari alcune volte siamo un po' sotto porta un po' del sud, però sicuramente penso che il vantaggio è stato meritato. Poi abbiamo fatto il secondo gol, penso che è difficile vederlo in questi arrivi. Si è rivisto anche da diverse domeniche, però insomma già la terza domenica che Zuppaldo nelle ultime 3 gare ha fatto 5 gol. Dopo un inizio stentato, ritrovare il bomber per la Pianese è importante per la salvezza. Certo, è importante ritrovare il nostro attaccante, come è importante ritrovare le condizioni di tanti giocatori, perché oggi, senza fare nomi, ho visto diversi giocatori all'altezza delle loro possibilità, cosa che magari queste altre partite indietro erano un po' in difficoltà. Forse sta crescendo anche la condizione fisica, però soprattutto ho visto una squadra che si aiuta e quella è la cosa più importante. Una vittoria che ti fa fare un doppio salto, perché con questi 3 punti scavalchi sia la Massese che il San Giovanni e poi la Colligiana, quindi vittoria anche fondamentale per la classifica. Sì, vittoria importante soprattutto per noi. La classifica per ora la guardiamo perché penso di avere a disposizione, come ripeto, da diverso tempo una buona squadra che sicuramente non merita la classifica, insomma, vecchia, diciamo, però credo che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Senti, ti aspettavi questo San Sepolcro? Che impressione ti ha fatto? Era la seconda forza del campionato, era imbattuta ancora? Sì, no, mi aspettavo il San Sepolcro perché conoscendo il valore dei giocatori e il valore del mister, e quindi il San Sepolcro aspettavo così. È chiaro che magari ci può aver agevolato l'assenza di 2 giocatori importanti come Sorbini e Gennari, però penso che noi oggi, qualsiasi avversario avevamo di fronte, era difficile vincere la Pianese. L'ultima battuta sul calciomercato, perché a dicembre ovviamente di solito si stravolgono le squadre in Serie D. Ci saranno movimenti in entrata e in uscita per la Pianese? Questo devi chiedere al direttore perché... Tu hai richiesto qualcosa? No, noi parliamo in continuazione, può darsi che ci siano delle entrate e delle uscite, però ancora è prematuro di